Ho apprezzato le parole del Presidente del Consiglio, penso sia utile da parte sua e abbia fatto bene cominciare a pensare ad avvocare a sé la pratica, perché ho l'impressione che la pratica se non ha una direzione rischia di essere una pallina in un flipper, perché abbiamo assistito a delle scene che sono a dir poco stucchevoli e anche imbarazzanti. Continuo a sentire esponenti autorevoli di questo governo e di questa maggioranza che parlano del nostro progetto e si capisce chiaramente che non lo hanno neanche letto. Lo ripeto, si capisce chiaramente che non lo hanno neanche letto, perché quando uno dice che andiamo ad affamare il Sud vuol dire che non ha neanche letto il progetto, e questo è gravissimo, che il Sud non sarà mai danneggiato. C'è scritto, fra l'altro sono fatte salve le clausole di salvaguardia e quindi tutte le clausole per la sussidiarietà, la solidarietà nazionale. Non stiamo chiedendo nulla di trascendentale, chiediamo che la competenza che Roma oggi gestisce rispetto al Veneto la dia direttamente da gestire al Veneto, trasferisca le spese che ha, lo dico in maniera banale, per gestire quella competenza, trasferisca anche l'uguale importo al Veneto. Non togliamo nulla a nessuno. Ovvio che noi pensiamo di essere più efficienti di Roma.